Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, il corpo di Liliana a quanto pare quindi è rimasto nel boschetto più di 20 giorni, ma lì è pieno di animali, eppure questi animali non avrebbero lasciato nessuna traccia. Com'è possibile? Ma guarda, molto interessante. Questo dovranno gli inquirenti poi valutare queste cose qua. Io cosa? Non ti sembra strano? Ma non dipende da me. Guarda, il fatto che io sono qua, sono quasi 3 anni presto che ci vediamo, io vengo qua proprio per cercare di capire. Eppure già da anni diciamo che sarebbe stato interessante lasciare anche una fetta di carne di notte e vedere che cosa si ritrovava la mattina. E una cosa del genere avrebbe potuto dimostrare la presenza degli animali notturni in quella zona. Perché non è stata fatta prima. Questo apre un spiraglio evidentemente negli inquirenti per cercare di capire. Grazie anche al lavoro del professor Vanin, la cosa che abbiamo stabilito è che in realtà la temperatura è più bassa di quanto non pensassimo all'inizio e soprattutto è stabile. Questo ci dà delle risposte in questo momento? Assolutamente no, però dovendo parlare tra il congelamento, la refrigerazione, quindi nel problema era lì, è rimasta lì oppure è stata conservata e poi portata, questo ci può aiutare molto insieme a tutti gli altri elementi. La cosa importante è la stabilità delle temperature, perché la stabilità delle temperature ci consente di fare delle deduzioni. Poi non abbiamo parlato solo di questo, naturalmente abbiamo riparlato delle lesioni, che è un aspetto altrettanto importante. Veramente sembra che voglia fare il misterioso, non è così, perché dobbiamo discutere moltissimo di tutti questi elementi per vedere se ci portano verso una direzione oppure no, e poi ci mancano i dati del microbiota che si aggiungono appunto a darci delle informazioni sull'epoca della morte. Quindi da questo punto di vista davvero non abbiamo stabilito ancora nulla, però le informazioni che abbiamo desunto dalla temperatura, dalle lesioni e dallo studio, insomma, di tutto quello che era la prima autopsia e i prelievi fatti successivamente, hanno aggiunto delle informazioni che ci aiutano ad andare verso una direzione. Gabriella, la fantasia di Sebastiano ha limiti? Sia la cugina Silvia sia l'albergatrice, a tutte e due lui racconta il fatto che lui a metà mattina è tornato a casa. Lui dice assolutamente io non sono tornato a casa, ok? Io innanzitutto non vedo il motivo, soprattutto a quella data là, che Silvia si sia inventata. Potrei capirlo oggi per fargli un dispetto, ma quella data non aveva proprio motivo. Io quello che posso dire è che Sebastiano, ma per abitudine, ma lo ha fatto anche dopo la morte di Lilli, quindi perché è una sua abitudine, consuetudine, veniva dopo il giro delle pescherie che raccoglieva tutti questi coltelli, veniva a casa, preparava il famoso sughetto per la cena, perché Lilli magari non tornava a casa, faceva e se ne andava. Quindi io l'ho visto molte volte, non posso dire quel giorno perché assolutamente no, ma lui molte volte tornava a casa la mattina. Laura, la nostra amica Laura, lo disse in TV, disse che appunto aveva anche sentito questi litigi, diciamolo così, fra moglie e marito per l'acquisto di questo iPhone per la nipote del marito. Hai pensato che l'unica che può avere titolo per avere un telefono? Lui non poteva con uno stipendio di 560 euro di pensione. Parliamoci chiaro, il movente potrebbe essere anche questo, cioè lui ha bisogno di una persona solvibile a fianco, perché se lui rimaneva con 560 euro, lascia perdere tutti i soldi per le spesucce che ha, ma con 560 euro ufficiali lui non avrebbe potuto chiedere né un prestito, né fare un mutuo, né abitare in una casa con 700 euro di affitto. Quindi avevano litigato? Per comprare, perché costava intorno ai 1400 euro e lei infatti protestava perché diceva ma non se merita sta ragazzina a 16 anni spendere 1400 euro, insomma è un po' troppo, no? E tira e molla, fatto sta che noi pensiamo, però noi pensiamo, non è che sia accaduto, che alla fine, siccome il coniuge è sempre stata una grande persona che ha sempre convinto Liliana, lei abbia magari detto di sì e magari lei è scesa per andare alla Wind per fare questo contratto. Io personalmente ho sempre ritenuto che la borsetta che vedo davanti alle telecamere, e guardi, è come la mia, se io la riempio sta bella piena, se è vuota sta proprio piatta. Quella borsa non è piatta quando la vede a tracolla di Lilli davanti alle telecamere. Diciamo che la ritroviamo con cose non sue,
nel senso che quella borsa, ripeto, è stata rifatta innanzitutto da un uomo e non da una donna, perché ha buttato tutte le cretinate dentro, meno che le cose che avrebbero potuto servire a una donna. Si è pensato che Salvo, il mio compagno, e Stepin avessero fatto non si sa che cosa, ma l'unica cosa che Salvo ha detto: ma porca miseria, sono andati di là, ma perché non vanno anche a vedere nel parco? Combinazione, il giorno 5 la mattina il signor Sterpin viene chiamato già da 2 giorni prima in questura per cose loro. E quindi quando è andato là, lui dice: ma siete andati di là, ma perché non siete andati al parco? In quel mentre, a mezzogiorno già la prefettura aveva stabilito un incontro con la protezione civile, vigili del fuoco, tutti quanti, per trovarsi in piazzale Canestrini, che sta dentro nel parco, per cominciare a controllare questa zona. Sebastiano conosceva molto bene quella zona, anche perché lì vicino a Roseto andava a fare le foto. Vabbè, lui di sicuro. Eppure Sebastiano dice sempre: che coincidenza, Salvo, Gabriella e Sterpin vanno in quella zona e poi trovano il corpo. Beh, certo, avevano a mezzogiorno in prefettura l'incontro. Un mio pensiero personale, ma proprio questo magari è un po' da film. Una telefonata anonima? Lo consideri da film. Lo consideri da film. Guarda, io purtroppo con questa signora qua non posso parlare perché ci sono dei problemi, abbiamo delle questioni giudiziarie. Cioè io non posso permettermi di confermare, saranno gli inquirenti, la procura, tutta questa storia qua. Ma tu hai parlato Loro con Sebastiano? loro hanno da mesi, settimane, davanti, indietro, sempre inventato qualcosa. E il traino di mio figlio, e le borse. Ma è molto semplice tagliare la testa al toro, basta che tu dica ancora una volta se la mattina della scomparsa di Liliana sei o meno tornato a casa tua. Io l'ho già detto agli inquirenti, sono già state verificate tutte le cose. Non voglio rispondere a questa signora. Ma lascia stare Gabriella, è tutta Italia a chiederti se quella mattina sei o meno tornato a casa. Tu a distanza da 3 anni quasi ti ricordi, io non avevo l'abitudine di tornare a casa perché avevo lo studio, io facevo il giro dei coltelli, portavo in studio, facevo i coltelli in studio e dopo ritornavo a casa. Perciò se tornavo a casa tornavo alla mezzogiorno, Avevi alla 1. E magari non avevi nemmeno litigato con Liliana per l'acquisto del telefono per la nipote? Assolutamente no, assolutamente. Ma a casa tua chi gestiva i soldi? Questo è un problema nostro, personale, avevamo i nostri segreti e le nostre cose. Te l'ho detto tante volte, no? La questione è lì, io avevo altre cose e questo che dice questa signora qua non... sono problemi suoi, cosa che dice lei, se avrà che parli con la procura, con quello o quell'altro. Io non posso dirti che tutte queste cose qua sono vere. Qua siamo una famiglia, parliamo del giorno 14, ecco, io in quel giorno lì non sono tornato a casa, assolutamente. Voglio intervenire perché il signor Sebastiano, c'è un verbale, quando lei è stato sentito a SIT del novembre del 2022 e riferisce al procuratore, quindi ai pubblici ministeri, che è rientrato a casa tra la mezza e mezzogiorno e mezza. Giorno 14 dicembre, io non ce l'ho dietro, però No, è vero. lo ha riferito questo? Questo sì. Ok, quindi Però, no, siccome lei dice, ha dato una risposta prima... ho detto che lei lo dice sono andato che a fare i coltelli e poi sono andato a casa. No, lei riferisce, lo dice chiaramente, prima però invece ha detto un'altra cosa, che non c'è tornato, e poi c'è Silvia, lo riferisce a Silvia, e Silvia perché la dobbiamo ritenere attendibile? Perché lei gli riferisce dell'umido, e quando Silvia viene sentita a dicembre del 2022 ancora non ci sono le immagini di Liliana che esce con la busta dell'umido, e quando viene sentito dice sì, mi dice Sebastiano che è rientrato a casa alle ore 12:30. Quindi quel giorno lei, da quello che ha riferito agli inquirenti, quello che dice alla signora, alla mia assistita, lei è tornato a casa. Sono andato a farmi un giro con la GoPro. Di là della GoPro. Quella è importante. Di là della GoPro. Ma io non devo giustificare. Allora lei non Scusa un deve. attimo. No, lei non deve giustificare. Lei non deve Quello che la procura ha, inquirenti hanno valutato, guardato, osservato. Sì, io non accuso nessuno. Lei dovrebbe essere insieme a noi interessati a cercare la verità
rispetto a quello che si è verificato e quello che è successo, perché il marito, e io difendo una parente di Liliana, quindi siamo, tra virgolette, ad oggi lei è persona offesa. Quindi io vorrei, una domanda, mi perdoni, scusa un attimo, perché così... tutte queste dichiarazioni di Silvia sono state depositate in procura? Assolutamente. Allora basta, cosa devo io? Non devo giustificare. Non è io che deve qua. giustificare, Eh ne no, fa una domanda, scusa. ne fa una domanda. Potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto alla luce dell'attività che si sta facendo in questo momento, si sta svolgendo in questo momento, in relazione ai telefoni. Cambierebbe perché ad oggi siamo in una fase preliminare, però sembrerebbe che ci sia stata una eliminazione, sembrerebbe, di alcuni dati, del telefono. E ci sono, la cancellazione riguarda i dati che vanno dalle 11.24 all'1.06. Siccome Lilli non c'era quel giorno a casa e i telefoni erano dentro casa, qualcuno in quella casa è entrato. Io non sto dicendo che è lei, però qualcuno è entrato, chi è entrato non ha lasciato segni di effrazione, quindi vogliamo capire. Ma io vengo a casa per cancellare, stiamo scherzando. Veramente tutto quello che noi abbiamo approfondito ad oggi non ci consente di andare né da una parte né dall'altra, sebbene alcuni elementi, come ho detto, confermerebbero una direzione più che dell'altra, ma non ci sono conclusioni. Tant'è vero che abbiamo deciso di rivederci tutti insieme per ridiscutere di tutti i risultati e portare il contributo alla riflessione di ciascuno. È un caso veramente complesso. Sulle lesioni, le considerazioni che abbiamo fatto sono le stesse di 2 anni fa, identiche, cioè se le fatte perché è caduta o è successo qualche cosa di diverso. Non è cambiato niente. Bisogna chiarire una cosa, e la polizia, non so quante settimane dopo, è venuta a casa mia. Facevo tanti video e scaricavo così e com'era. Con la GoPro non ne capisco molto. Anche adesso se tu me la dai devo un pochettino capire. Di GoPro non ne capisci, ma è possibile che hai toccato con la bici gli 800 km/h? No, ma evidentemente c'è qualcosa che magari toccando la GoPro magari si sarà fermata o non lo so, non sono io un tecnico. Possibile che hai toccato con la bici gli 800 km/h? Io, guarda, dai 20 ai 25 all'ora. L'ipotesi è che allora c'è questo accertamento che è in corso, siamo nelle battute preliminari, però il dato è importantissimo dal punto di vista investigativo. Qualcuno ha toccato il telefono di Liliana mentre Liliana era fuori, quindi chi è entrato in casa, chi c'era in casa, chi ha potuto avere la disponibilità di fare di queste alterazioni. Sono delle incongruenze, questo ormai è diventato il caso delle anomalie. In ogni ambito in cui noi ci stiamo muovendo ci sono delle anomalie. Ipotizziamo che qualcuno è entrato a casa di Liliana, qualcuno che non ha commesso infrazioni, quindi non aveva le chiavi, quindi qualcuno che ha potuto avere insomma, la disponibilità dell'abitazione, è entrato e ha toccato il telefono. Poi capire il motivo, per nascondere qualcosa, per modificare qualcosa, qualcuno che ha un interesse a sottrarsi dalle responsabilità, perché noi riteniamo, per cui io rappresento insomma, insieme ai colleghi la famiglia di Liliana, riteniamo che Liliana non si è suicidata. Noi parliamo di un omicidio, ma lo stiamo dicendo da tantissimo tempo. Parliamo delle lesioni. È avvenuta già una rilettura, c'è una revisione dei preparati istologici fatti nella prima autopsia e aspettiamo delle risposte importanti, perché oltre a quelle lesività che sono state già riscontrate potrebbero arrivarne altre. Adesso si deve incontrare, diceva bene prima il generale, ci sarà un ulteriore incontro tra consulenti e quindi si chiuderà il cerchio. Quindi dove potrebbero essere queste lesioni? Anche in altre parti del corpo, potrebbero arrivare nuove informazioni in merito a ulteriori lesività, poi capire la natura, il perché e il per come, questo lo stabiliranno i consulenti. Sulla testa, sul corpo, insomma, altre lesioni. C'è una rilettura attenta dei preparati istologici da parte di professionisti, dai consulenti della Procura, i nostri consulenti, il professor Fineschi, il professor Bacci, che ci potrebbero dare ulteriori informazioni. Quindi stiamo aspettando, perché riteniamo questo accertamento un accertamento importante. A quei famosi vetrini, l'accertamento è in fieri, quindi i tempi li stabiliscono i consulenti. Quindi ci sarà un nuovo incontro a breve. Mi dispiace però che sia stata utilizzata la parola lesione, perché se non è utilizzata con grande cautela porta a delle fantasie. E invece quello che ho detto è che molto probabilmente noi ci troviamo un quadro che conferma quello che era già stato stabilito, ma ne dobbiamo discutere
ancora ci può essere una lesione che comunque è coerente con tutte le altre, cioè che non ci porta ad una ipotesi diversa. No, io non dico niente perché, ripeto, cioè non sono d'accordo, ma non per qualcosa, non sono d'accordo perché ancora ci sono tutti questi elementi a distanza di quasi 3 anni che devono essere elaborati insieme, quindi io non posso escludere la responsabilità di nessuno. Stiamo cercando la verità rispetto a quello che è avvenuto a Lilli. Noi vogliamo solo quella, poi vedremo. Sembrava di essere sotto processo. Mi sembrava di essere sotto processo. E tu hai Pensi la che pazienza. la procura, che gli inquirenti non hanno analizzato tutte queste cose? Sì, Allora, per questa- quello che sono qua. Esattamente. Perché voglio sapere cosa è successo a Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.